Non fa certo notizia l'ennesima sconfitta dell'Acragas. La notizia, casomai, è avere perso un'altra volta giocando in 11 contro 10 per l'espulsione di Celli, giocatore della Fidelis Andria. In porta per l'Acragas ieri si è visto lo Monaco al posto di Vono. Risultato finale 1-0 con gol di un difensore della Fidelis. Intanto c'è chi non conosce la triste storia bianco-azzurra legata anche all'esilio della squadra. Oggi su un quotidiano regionale il corrispondente da Andria scrive che l'Acragas domenica prossima ospiterà il Catania all'Esseneto. Magari, dicono i tifosi, fosse vero. L'Acragas invece continuerà a scontare la condanna al De Simone e chissà che la sorte, almeno per una volta in questa stagione, non dia ragione alle statistiche che dicono che il Catania con i biancoazzurri ha avuto sempre vita difficile. Aggiungiamo che il Catania è un altro pianeta, mentre l'Acragas di oggi purtroppo non si riesce a comprendere cosa in realtà sia. Di certo vi è la retrocessione, forse la difficoltà di iscriversi al campionato il prossimo anno, anche perché degli iraniani non vi è traccia alcuna, almeno ufficialmente, visto che nessuno degli addetti ai lavori ne parla più. Ed è questa l'atroce beffa tra le tante a danno della tifoseria.